Perfetto, abbiamo chiarito tutto, che tu cerchi una donna ideale, cerchi l'anima gemella. Sì. Come dovrebbe essere questa donna che vai cercando? Bionda. Bionda, ti piacciono le bionde? Sì. Poi, continua. Eh. Qualcosa che ti piace della donna? Yeah. Vai. Continua, non ti preoccupare. Logicamente Lorenzo è un pochino emozionato, fate finta di niente, però Lorenzo è un bravo ragazzo e soprattutto va cercando la donna ideale. Allora Lorenzo, ripetiamo, come dovrebbe essere questa donna ideale? Bellissima. Bellissima. La vuoi bionda? Sì. Giusto? Deve essere alta? Alta. Poi? Eh. Occhi azzurri? Oddio, Fisico, bestiale, naturalmente. Beh, da giusto. top model, giusto? Sì. Poi, di che zona dovrebbe essere questa ragazza? Tu sei di Marsala? Di qua. Delle zone. Zone. E se viene da fuori? No, non la vuoi. Troppo lontano. Lontano. Non ti puoi spostare. Tu sei a piedi, vero? Sì. Cammini spesso? Sì. La macchina non ce l'hai? No. Neanche il motore? No. La bici neanche? No. Però c'hai i piedi che ti funzionano correttamente. Sì. L'importante è questo, l'importante è che i piedi funzionano. Sì. Va bene Lorenzo, allora ascolta. Da che età dovrebbe partire questa donna? Partiamo da una base, tu hai 25 anni, giusto? Da che età dobbiamo partire? Parlo di una base minima per andare a finire a una base massima. Quindi. Sì, dopo. Fino ai 23. Sì. 25 no? No, chi Che sa? è troppo grande. Sì. Quindi partiamo dai 18, va bene? Sì. Dall'età maggiorenne? Sì. Fino ad arrivare ai 23 anni. Sì. La vuoi bionda, che sia una ragazza bella, alta, Sì. buona, giusto? Sì. E soprattutto che sia di sesso femminile. Sì. La cosa importantissima. Perché a te ti piacciono le donne? Dico bene Lorenzo? Sì. La cosa, dobbiamo chiarire questo, è un punto, giusto? Sì. Ascolta, tu che fai nella vita? Lavori? Sì. Che lavoro fai? Aiuto papà, che fare? Che lavoro fai? Dimmi. Lavoro papà. Cosa? Lavoro papà. Cioè, Muratore. il muratore. Sì. Il muratore. Sì. E poi? E basta. Quindi hai un reddito abbastanza discreto. Sì. Dico, questa ragazza la puoi mantenere, sì. Sì. E la casa ce l'hai? Sì. Quindi non ti manca niente. Niente. Ti manca solo l'anima gemella. Sì. Giusto? Sì. Il telefono ce l'hai? No. Neanche. Quindi questa ragazza, se ti volesse contattare, ti vorrebbe insomma rintracciare e farsi fidanzata con te, che dovrebbe fare? Dovrebbe venire a cercarti nelle zone di Strasate. Strasatti. Quindi questa ragazza, parlo per tutte quelle di voi che volessero contattare qui, come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, 25 anni di Marsala, non potranno fare altro che, attenzione, venire qui a Strasatti, farsi un giro panoramico per le zone di Strasatti e cercare Lorenzo, 25 anni, che sta cercando l'anima gemella. Dico bene Lorenzo? Sì. Tu eventualmente dov'è che li aspetterai? In mezzo alla strada, giusto? Sì. Ti metterai in un angolo magari ad aspettare queste ragazze che vorranno contattarti, dico bene? Sì. Perfetto, allora in questo momento ci sono le ragazze che ti stanno guardando e stanno decidendo se partirsi da casa e venire qui a Strasatti e venirti a cercare per farsi fidanzate con te. Vuoi Sì. dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Perfetto, anche il silenzio è un bellissimo messaggio, complimenti. Ragazze, vi raccomando, venite a cercare Lorenzo perché Lorenzo è qui e ha intenzioni serie, intenzione di sistemarsi per la vita. Dico bene Lorenzo? Sì. Ha intenzione di fare figli, cose, giusto? Sì. Procreare, farti una famiglia, è giusto? Perfetto. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Ciao ciao. Lorenzo. Lorenzo. Ciao ciao. Venite, Lorenzo vi sta aspettando.